Allora Presidente, quarto tempo, seconda edizione, che sensazioni sono rimaste? Ma allora la sensazione è una sensazione bella perché abbiamo visto qua tanti operatori sportivi, tutti gli stati della Lega Nazionale Dilettanti, è giusto chiamarli gli stati generali. Abete ha addirittura detto facciamo un consiglio direttivo d'Italia, quindi è già un significato, già questo significa cosa sono stati questi 3 giorni. Sicuramente ci sono stati motivi e momenti estremamente interessanti, altri un po' di routine, ma comunque tutti hanno portato delle idee. Noi abbiamo incontrato il Presidente Abodi che si è assunto delle responsabilità, ha fatto ammenda anche sui contributi diminuiti alla Federazione Italiana Gioco Calcio, si è impegnato a rimediare, si è impegnato anche ad intervenire sul decreto legislativo 36 su pressione del nostro Presidente Abete. Questo è stato il momento forse che più interesserebbe alle nostre società. Abbiamo parlato poi di tante altre cose, abbiamo parlato del calcio femminile, c'è stato qualche grido di dolore e hanno auspicato un maggiore confronto con i vertici della Lega Dilettanti, i rappresentanti del calcio femminile, e quindi anche questo noi abbiamo sposato, abbiamo promesso loro e l'abbiamo fatto direttamente in prima persona. Abbiamo promesso che ci saremo e che interverremo, che li aiuteremo fino a dove noi possiamo aiutarli. C'è stato il panel con il calcio a 5, con il calcio a 5 il Presidente Castiglia ha illustrato un po' le novità assieme al segretario De Felice, e quindi anche qua c'è stato un confronto non dibattuto, però hanno rappresentato la situazione, quindi una full immersion totale sulle problematiche che ha la Lega Nazionale Dilettanti con tutte le sue componenti, ma anche, voglio dire, delle soluzioni, delle proposte per risolvere queste problematiche. Molto bella, a mio modo di vedere, penso di essere poco estetico, ma penso di poterlo dire, molto bella la rappresentazione del nuovo logo della LND. A me ad esempio piace molto quello con la scritta FIGC, perché sta a significare la compartecipazione. Noi siamo della Federazione Italiana Gioco Calcio con il tricolore. È un po' monocromatico e quindi di semplice visuale, un po' intelligente con quella N che magari al primo momento facciamo fatica a individuare, ma che una volta trovata non la molliamo più. Questa deve essere la LND. Allora, il Veneto ha approvato questo logo, che è stato un po' veramente di impatto, forse la grande novità, ecco, di questo quarto tempo. Veneto che era veramente presente in forma massiccia qui sì, a Ferrara. Come ho detto prima, ai stati generali noi siamo venuti con consiglieri, con delegati e quei 2 responsabili regionali del calcio 5 e del calcio femminile, e abbiamo partecipato massivamente a questa iniziativa. Noi speriamo di aver appreso qualcosa e di riuscire a trasmetterlo, perché non deve rimanere qua, a mio modo di vedere, perché se rimanesse tra di noi sarebbe solo un momento autocelebrativo. Non deve essere così, quello che è stato discusso deve essere portato a conoscenza di tutti.